L'intervento di Antonio mi ha fatto ricordare, a proposito di Piccolo Mondo Moderno, un pezzo di Piccolo Mondo Moderno di Fogazzaro, dove un gruppo di soldati che sta partendo, con l'intitolazione del capitolo "Per Dio, per la patria, per il re", partono per combattere per il Savoia e cantano, mentre si imbarcano sul Ticino, cantano "Addio mia bella Dio, l'armata se ne va". Non posso che ricordare che la mia maestra in terza elementare ci faceva cantare "Dio mia bella Dio, l'armata se ne va". Ci faceva anche festeggiare il Natale di Roma e noi ingenuamente siamo andati a chiederle: "Ma maestra, ma perché a Roma festeggiano il Natale ad aprile, differentemente da tutto il resto del mondo?" Non vi dico la risposta. E comunque do allora la parola a Maria Renata Zanchin dell'associazione Anfis, docente di pedagogia all'Università di Verona e appartenente con la sua associazione, come noi al Forum Veneto, interviene su nuove indicazioni o controindicazioni tra il 2012 e il 2015. L'ha detto Giancarlo, nuove indicazioni o controindicazioni. È una riflessione che abbiamo maturato nel forum, poi io un po' rifinita in vista di questo incontro, e che parte dalla percezione chiarissima del clima di contrapposizione ideologico in cui sono nate queste indicazioni 2025. È un'intenzionale discontinuità, secondo noi, con le indicazioni nazionali del 2007, con quelle del 2012 e con i nuovi scenari del 2018. E ci sarebbe sembrato più opportuno, come a molte delle voci critiche, che si fosse ripreso il testo delle indicazioni 2012 e si fosse proseguita la strada, magari innovandolo rispetto agli aspetti nuovi che erano maturati, intervenuti negli ultimi anni, come per esempio la novità dirompente dell'intelligenza artificiale, su cui necessariamente hanno scritto. Ma prendiamo per esempio un'altra grande novità, l'agenda 2030, no? Che i nuovi scenari avevano già focalizzato bene. E come mai qui non è stata ripresa, se non in 2 misere citazioni in lingua inglese e non in educazione fisica, mi pare, e nemmeno nell'ambito STEM? Se non mi sbaglio, magari controllatelo, perché è un testo così lungo che si fa fatica anche a procedere nella comparazione. Ecco, e inoltre le scienze che avrebbero acquisito una cosa buona, perché voglio dire anche qualche cosa buona, no? Tanti le abbiamo dette. Per esempio alla secondaria di primo grado non ci sono più le discipline, ma ci sono delle sorte di nuclei in prosecuzione con quelli della primaria. Sarebbe buona questa cosa, sarebbe una di quelle che avrebbero potuto migliorare le precedenti indicazioni, ma poi c'è una perdita grossa rispetto per esempio ad un traguardo come quello di scienze sulla consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo nei suoi diversi organi apparati. Voglio leggerlo riconoscendone e scrivendone il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed avendo cura della propria salute. Adesso il traguardo è questo: riconoscere le parti del corpo umano nei suoi diversi organi apparati. Ecco, questo dà l'idea, no, di questa discontinuità. Allora, lasciando un attimo da parte le scienze, che poi forse riprendo velocemente, ma forse anche no, diciamo che la parola curricolo è una delle prime discontinuità, non tanto perché non ci sia un capitoletto che ovviamente è presente necessariamente, ma manca la parola già nel titolo. Il titolo non ha più indicazioni nazionali per il curricolo come le precedenti, e forse non è dovuto a brevità, perché il testo è quasi il doppio del precedente, e inoltre il Ministro, ve lo ricordate, ha usato il termine programmi, e forse non fortuitamente in una delle presentazioni che ha fatto prima dell'uscita del testo. In realtà abbiamo dei dubbi sul fatto che qui si parli realmente di curricolo e che siano indicazioni piuttosto che programmi. Perché? Perché ci sono minuziose e dettagliate indicazioni di contenuto
che non vanno nella direzione della libertà, della scelta delle conoscenze, come naturalmente in coerenza con gli obiettivi di apprendimento, come era nelle precedenti indicazioni. E allora poi mi sorprende tanto che in seconda primaria ci sono poi come delle perle o delle punte di diamante. In seconda primaria ci dicono: la nascita dell'Italia, da molti stati regionali una sola nazione libera e indipendente. Questa è una conoscenza. Mameli e l'inno nazionale, spiegazione del contenuto, poesie e canti del risorgimento, racconti del risorgimento come le 5 giornate di Milano, la piccola lettera lombarda, Anita Garibaldi. Monarchia e Repubblica, 2 modelli politici. Ripeto, siamo in seconda primaria. Ecco, va bene. Allora, procedo adesso invece. C'era anche una modalità paternalistica che abbiamo discusso nel forum rispetto ai consigli metodologici. Non so, per esempio, l'insegnante non abbia timore di ricorrere alla sua esposizione in coinvolgimento anche emotivo e sentimentale dei giovani allievi, non lo leggo tutto. Allora, noi crediamo invece nel curricolo, crediamo che nella scuola dell'autonomia siano necessari indicazioni, non programmi, e curricoli reali, e che le scuole possano elaborare i loro curricoli reali. Poi c'è una questione che riguarda l'impostazione ideologica. Ci sono 3-4 punti che cito, cerco di non soffermarmi troppo, ma insomma di chiarirli bene. L'insistenza sul valore dell'identità nazionale rispetto al valore dell'interculturalità che caratterizzava le indicazioni del 2007 e del 2012 e noi scenari. C'è un'insistenza sulla centralità delle fonti dell'Occidente, ma anche delle sue fonti. Per esempio la Bibbia, che compare poi in prima primaria, anche qui una sorta di, non lo so, di lapsus, di che cosa. La Bibbia, che fra l'altro, ricordiamolo, è un testo che gli stessi padri della Chiesa molti secoli fa hanno discusso, perché è un testo in fondo con contenuti vendicativi e giustizialisti in alcuni libri, chiaro, non tutti. Poi c'è l'enfasi del concetto, sull'interculturalità, leggo magari 2 righe perché è fondamentale questo, anzi non le leggo perché non le trovo, ma le dico a voce perché ne sono convinta. Noi ci crediamo non solo sul piano sociale e politico, ma su quello formativo, perché una mente ben fatta, citando Morin, che poi è stato citato per il problema della perdita della complessità, una mente ben fatta è una mente aperta, una mente che dialoga con chi è diverso, con chi è trovando le somiglianze e le differenze. Quindi l'interculturalità è un valore anche formativo imprescindibile. Il concetto di persona e di identità hanno a che fare con questo, perché quando si parla in queste nuove indicazioni della nascita dell'identità, si ragiona con una parola che noi non condividiamo: l'opposizione, cioè l'identità si forma nell'opposizione con gli altri, perché certo c'è anche questa componente della diversità, ma c'è anche trovare i punti di identità, di somiglianza, empatia, e quindi l'identità nasce nel dialogo, non nell'opposizione. Poi focus sulla figura dell'insegnante, visto come magis, come taumaturgo. Certamente non disconosciamo il valore delle doti personali dell'insegnante, ma la formazione, quella iniziale e quella continua, il maturare competenze dell'insegnamento sono fondamentali e sono in ombra in questo testo, così come la collegialità è in ombra. C'è molto questo insegnante individuale che crea, e poi allora l'ho nominato poco fa l'approccio alla complessità, che è venuto a mancare, è citato nella premessa, come potrebbero non citarlo in una società come questa, ma viene a mancare nelle indicazioni disciplinari, dove ci sono
troppe semplificazioni, al di là di qualche cosa positiva come quella che citavo prima per i nuclei che hanno sostituito le discipline scienze, o come anche la geografia, che è trattata bene, però a confronto, e non ne parlo perché ci sarà il professor Perugia tra poco, c'è la storia, che veramente è il punto più dolente di tutto il documento. Ha un incipit, come sappiamo, terribile, solo l'Occidente conosce la storia, e contrasta con quello di geografia, dove invece si dice che se la geografia è servita a formare gli italiani, adesso serve a conoscere il mondo. Allora che si mettano d'accordo, e soprattutto che la coordinatrice potesse, come si usa, aver svolto un ruolo di coordinamento reale, perché storia e geografia così non possono stare insieme, ed è per questo anche che la geostoria è calpestata, diciamo, no? Ecco. Allora, l'italiano, adesso vengo un pochino a una disciplina, perché storia l'avevo scritta ma non la tratto. Parliamo dell'italiano. Allora, c'è un'enfasi posta fin dalla premessa sullo scrivere. Mi sono chiesta come mai abbiano dedicato così tante righe allo scrivere. Scrivere è vivere e si apprende a scuola, e viene enfatizzata l'importanza della grammatica, della calligrafia, del riassunto, della memorizzazione, che sembra proporre un ritorno rassicurante, diciamo, all'antico. Fra l'altro il riassunto che sembra salvare oggi il mondo in questo testo era ben presente, è presente per fortuna ancora con questo tempo verbale nelle indicazioni 2012, però è una delle varietà testuali e convive molto bene con il testo creativo, che invece qui viene molto, diciamo, ridimensionato, come se la creatività viene contrapposta alla precisione, come se da piccoli si possa essere creativi, poi quando si diventa più seri invece no. Ecco. Allora, le contraddizioni adesso le ho già nominate di sicuro una, quella tra storia e geografia, quella tra la complessità, il modello della complessità completamente svuotato nelle discipline ma citato, anche se magari per qualcuno non adeguatamente, ma comunque citato nella premessa, e poi c'è la questione del laboratorio, che compare nelle discipline scientifiche nell'area STEM, anche se ho letto che alcune associazioni di scienze hanno avuto da obiettare sul modo in cui è proposto. Però non c'è nelle discipline umanistiche, il concetto di laboratorio, no? Voi lo sapete, è trasversale a tutte le discipline, è un modo di apprendere attivo con l'allievo e l'allieva al centro. Non è il laboratorio con le provette, sì, è anche quello, ma è una delle declinazioni. Ecco, allora sono arrivata alla conclusione, spero col tempo giusto, ho ancora un po' di tempo, e allora mi piace anche riderci sopra un po', no, questa non fa ridere, mi fa un po', invece mi rattrista molto, dove a pagina 9 fanno una narrazione di scuola, e non è l'unica, che vuole in qualche modo dimostrare come il decadimento, o non il decadimento, che ci sia un decadimento, vogliono dimostrare, e che una situazione critica delle nostre scuole sia dovuta alle indicazioni nazionali. Non le dichiarano, ma il collegamento immediato. L'avrete letta: dileggiare una scuola, sporcarne le pareti, distruggerne gli arredi, offendere un insegnante. Questo è dentro pagina 9 nel testo. Sono i segni preoccupanti di un cedimento valoriale, del rispetto e della fiducia dovuti all'istituzione culturale più importante del nostro paese. Allora chiedo che senso ha un'affermazione come questa, che forse è lungo 154 pagine, in un testo che dovrebbe offrire le indicazioni per la progettazione del curriculum, quale narrazione di scuola stanno facendo. Allora adesso vengo alla proposta, all'ipotesi di proposta che abbiamo abbozzato, ma che possiamo discutere, che comunque poi verrà anche, diciamo, rilanciata.
anzi prima della proposta diciamo c'è uno stop, cioè noi diciamo che non sia possibile rielaborare e correggere il testo delle indicazioni nazionali 2025, ma non siamo gli unici, no, ad averlo detto. Ribadiamo infatti quanto emerso nella conferenza stampa del 17 aprile 2025 da 18 associazioni di insegnanti, dirigenti, studenti, genitori, sindacati e terzo settore, le quali nel denunciare una pericolosa operazione di revisione della cultura democratica della scuola e del paese attraverso un processo unidirezionale, ideologico, identitario e anacronistico, queste parole le cito tra virgolette, da quella conferenza stampa, hanno dichiarato, le 18 associazioni, il mondo della scuola, dell'università e della ricerca rifiuta le indicazioni nazionali 2025 per una riscrittura condivisa e partecipata. Proponiamo, ecco arrivo con la proposta, di confrontarci sulla possibilità di creare una rete per raccogliere e dare risonanza alle critiche, ai suggerimenti, alle pratiche delle scuole reali nella costruzione di curricoli autonomi e nella libertà di pensiero e di insegnamento garantite dalla Costituzione.